15ª edizione della Crociera della musica napoletana. Siamo con l'ideatore e organizzatore dell'evento Francesco Spinosa. Il cast quest'anno è fenomenale. Francesco, cosa ci dobbiamo aspettare da questa 15ª edizione? Ma guarda, forse l'esperienza di tanti anni quest'anno è tutto un concentrato di artisti, di musicisti, di cantanti, e quindi quest'anno il pubblico veramente assisterà a uno spettacolo favoloso tutte le sere nelle varie location della nave. Quindi avremo comici, artisti, musicisti e cantanti, bravissimi, perché ti ripeto, la nave quest'anno il pubblico ci ha dato ragione, perché sono arrivate tantissime prenotazioni. Noi di questo siamo felici, perché la musica e l'arte napoletana continua ancora ad avere grande successo. Francesco, chi ci accoglierà nei porti quest'anno? Domani a Genova ci incontreremo a Via del Campo 29 Rosso, come il titolo della famosa canzone di Fabrizio De André. Ci incontreremo con gli amici appunto nell'associazione di Fabrizio De André, e lì sarà un incontro dalla musica cantautorale genovese con i nostri artisti. Perché venire qui? Perché qua da qualche parte abbiamo visto una frase che dice la musica è la chiave, sì, ed è quella che voi troverete sul ricordino che abbiamo fatto per tutti quanti alla fine, perché la musica veramente, secondo me e secondo i miei collaboratori, è la chiave che unisce tutti, cioè è la chiave, è come diceva Salvatore Di Giacomo, è il fatto che trovi nelle cose, no? Quando incontriamo le nostre fidanzate ci ricorda la musica, la nostra città, le nostre città sono rappresentate dalla musica, e i cantautori delle città sono l'anima delle città e dei paesi, gli artisti sono l'anima delle città e dei paesi, quindi è importante che in una città come questa, come Genova, ricordi i suoi cantautori. Purtroppo noi a Napoli non abbiamo questa cosa qua, quindi voi artisti che avete conoscenze importanti, facciamo in modo che praticamente possiamo coniare questa cosa, cioè possiamo veramente portare avanti la nostra musica, perché la nostra musica è rappresentata in tutto il mondo.